Iniziano i giovedì dell'Elliott nella splendida skyline dei Ronchi di Manzano, come potete vedere alla vostra destra, anzi alla vostra sinistra rispetto ai teleschermi, le colline di Rosazzo e poi la pianura verso Cividale. Come sta andando? Tutto bene? Benissimo? Tra il Aspettate gente, no? Sì, sta arrivando molta gente. La cosa importante è che la serata si attivi. Beh, il tempo a quanto pare c'è clemente, no? E il resto la differenza la fate sempre voi. E la cosa importante è che quella, non il tocco in più. Le serate vogliono anche personaggi abbiamo un'altra, un'immancabile di questi appuntamenti. Non sono immancabile. No, sei immarcabile. Ah, immarcabile, ok. Cosa devo dirti? Non so, è bella, ti piace? Come... Beh, deve ancora iniziare, vediamo. Siamo appena ai preliminari. Ah. Stanno appena scaldando l'ambiente. Ah, ok. Conferma? Sì. Confermo. Bella gente. Mica la prima volta che... Ci siamo conosciuti qua. Gatta Cicovalo. Gatta Cicova, dici? Nata sul luogo del delitto. Sì, può essere, ci sono ancora le tracce. Abbiamo la splendida che come sempre lei porta quel tocco in più alla sera. Buonasera. Come sta andando? Beh, per adesso siamo all'inizio, speriamo che la serata possa continuare bene, che ci sia un afflusso di gente, giovane anche, soprattutto per un po' di movimento. Saliamo anche la Ribolla di Colavini, facciamo una promozione. Poi soprattutto la skyline che si presenta è unica nel suo genere. Sicuramente, abbiamo un bel panorama, una bella, diciamo, si può dire, un bel sito, un bel complesso da poter gestire per la serata, insomma. Si respira quella friulanità unica. Sicuramente, sicuramente. Bene, ti lasciamo al tuo lavoro, però visto che siamo in diretta, ci fai due prosecchi a me e al direttore dell'Elliott. Grande bella serata, come inaugurazione non è male. Diciamo che è di buon auspicio, no? Ecco, perché la presenza mi sembra notevole, le cose sono organizzate alla perfezione, adesso il tempo dovrebbe tenere, grande successo. Senti, ricordiamo un po' com'è tutta l'ambaradan per quanto riguarda l'estate qui dall'Elliott. Allora, abbiamo fatto questo programma di appuntamenti ogni giovedì alle 19 c'è l'aperitivo J'adore da Elliott, un appuntamento da non perdere. L'estate in collina si può dire. Sì, l'estate in collina, anche perché qui si respira un'aria buonissima, si beve un vino ancora migliore e io credo che il connubio sia giusto. Si sposa alla perfezione e soprattutto un'estate tutta da vivere. È tutta da vivere da Elliott al J'adore Party tutti i giovedì sera. E poi alternativa? Tutti vanno al mare, invece si può fare la movida anche durante la settimana. Esatto, cioè è un altro goder la vita. Bene, ti lasciamo lavorare che poi ci devi fare assaggiare due robe. Grazie a voi. Padrone di casa, Elio, bella serata, grande inaugurazione. Certo, è la prima di una serie di eventi che continueranno ogni giovedì del mese. Quindi al tuo direttore abbiamo detto un po' l'alternativa, no? Nel senso l'estate non è solo mari e monti, ma anche colline. Beh certo, in un paesaggio simile merita anche questo, no? E poi a pochi passi insomma da casa. Certo, sì. Immersi nella skyline, nel verde, nella cultura. In mezzo ai vigneti, in mezzo al bosco e quant'altro. Bene, cosa proponi stasera ai tuoi commensali? Un po' di tutto. Un po' di tutto, certamente. Adesso si fanno l'aperitivo con dei stuzzichini, dopo andremo ad approfondire con altri pasti. Uno della movida manzanese sempre presente. Sì, speriamo che sia sempre così. Le belle serate che sempre muove un po' il territorio. Perché ci vuole un po' di movimento, se no qua siamo proprio... Quando si comincia a vedere anche Aldi Bon. Sarà sempre ore, no? Col di voli, no? Anche l'occhio vuole la sua parte. Bisogna fare movimento in tempi di crisi perché altrimenti la lira non gira, anzi l'euro in questo caso. Comunque il posto è meraviglioso, molta gioventù, è una forma interessante per promuovere il territorio. Soprattutto visti i tempi. Sì, visti i tempi, comunque promuovere il territorio anche con la gente del posto è un modo per tirarla fuori da casa e quindi
tutto quello che gira, che opera, che fa, aiuta la nostra imprenditoria. Poi si dice che l'estate è un po' lo spartiacque, no? Che poi a settembre in un certo senso fa ripartire il prodotto. Beh, siamo abituati a vivere delle estati e degli autunni un po' grigi. Ci auguriamo di essere un po' fuori dal famoso tunnel. Bisogna essere molto prudenti però nelle votazioni, la crisi c'è, permane e tutti quelli che si muovono in qualche modo per far emergere un po' di movimento positivo sono degli eroi. Il sindaco di Drenchia è venuto appositamente dalle valli per questo appuntamento. Valli della Tisone, Manzano è rinato grazie al comune di Drenchia, perché nel periodo di crisi tantissime persone di Drenchia sono arrivate a Manzano, perché a Manzano c'era la zona industriale e ha attirato l'economia, per cui ritengo che sia importante, no, che ci sia una unione, no, tra Manzano e le valli della Tisone per ricreare la crisi dell'economia. Per me è importante, no, che si crei, adesso che fanno l'unione dei comuni, no, che vorrebbero mettere assieme tutti i comuni da Drenchia fino a Manzano, l'importante è che ci sia una sinergia che possa ricreare questa economia di sviluppo finalmente delle valli della Tisone, di tutta la zona che va da Drenchia fino a Manzano. E da fuori dai denti, il turismo è l'unica arma per poter far ripartire il sistema Friuli. Sì, io le dico una cosa, noi abbiamo a Drenchia una grande potenzialità a livello turistico, io faccio parte anche della comunità montana e noi abbiamo lassù a Drenchia il primo caduto alla guerra 15-18, Riccardo Giusto. Abbiamo fatto un progetto molto interessante per quanto riguarda il recupero delle trincee dei sentieri della Grande Guerra. Allora, il turismo deve essere di traino per quanto riguarda lo sviluppo delle valli antisone. Il prossimo anno c'è la possibilità di portare nelle valli dell'Antisone il Giro d'Italia, grazie a Enzo Cainero che si è impegnato e credo che questo dovrebbe essere un'arma vincente per poter far decollare il turismo nelle valli. Devo sentire anche una carissima collega che noi facciamo le riprese, invece lei fa la fotografa, insomma, tu che sei abituata alle serate VIP, come la vedi? Ma il tempo è buono, mi sembra che gente c'è, bene insomma, bello. Insomma la serata funziona? Funziona, sì, credo di sì. Quante foto ti hanno commissionato? Beh, insomma, alle persone piace farsi fotografare, sì, ne ho fatte parecchie, insomma, non saprei quantificare, qualche centinaio. Bene, ti lasciamo al lavoro. Grazie, buon lavoro anche a voi. Lei mangia? Lei mangia? Sì. Cos'è? Frittura di pesce con un po' di verdure. È buono? Moltissimo. Senti, queste serate servono a dare un po', come si dice, tirar fuori il polvar, per dare un'espurtata là dentro. Esatto. Bisogna far muovere un po' la gente, altrimenti ci si infossa a casa. Appunto, allora che roba che Mandi, grazie. Non è una serata di calcio, però Beltrame è presente qua e sta studiando la tattica dell'Udinese 2015-2016. Che Udinese vedremo? Beh, spero che facciano qualche acquisto importante, perché per me dovrebbe potenziare, come si dice, il centrocampo. E allora l'Udinese deve fare una cosa, non dire mai i giocatori che deve comprare, perché gli altri arrivano subito e danno qualcosa in più e li portano via. Ho visto stasera giocare questo Guidetti famoso, è veramente bravo, potrebbero comprarlo. Ok, sarà un'annata migliore. Penso di sì, l'allenatore è buono, uno con grinta insomma. Così. Ok.